il furlan buon come il pan, c'è buon, c'è tenar e c'è fin come un grissin, c'è buon, e vegnin di lontan par mangialo chi sul puesto alle un platti che speciai e anche mo non le invidies a par qualche puesto qualche vecchio esemplar tut lo mangi in pulinti c'è buine chiar c'è bon, c'è bon, c'è bon, c'è bon, c'è bon, c'è bon, c'è bon c'è bon calle il furlan si s'impardu c'è bon e c'è savor nostran dal gran al frut c'è bon e a quarce di mangià quasi quasi non de pui neanche i granchi ambientalisti non si son acquars di lui non s'ansian d'inventà la riserve regionale par cal resti di samence qualche chiaro c'è bon, 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 c'è bon c'è bon all'el furlan bon come il pan c'è bon c'è tenar e c'è fin come un grissin c'è bon e vegnin di lontan par mangialo chi sul puesto alle un platti che speciai e anche mo non le invidies a par qualche buesso qualche vecchio esemplar tutti lo mangi in pulintir c'è buine chiar c'è bon, c'è bon, c'è bon, c'è bon, c'è bon, c'è bon, c'è bon E allora buondì anche voi e benvenuti a questa nostra trasmissione de domenica dopo di mezz'ora, aria di festa e per fortuna anche voi venite a aria di festa, il tempo non è clemente, rivenga d'ora a velis domenici vonde bielis, di poter farli all'aperto, di poter viodili e sentili nostrani come che non li sentiamo qui dal paese, sperando di mandarli a casa così è il segnale di una festa biele come che le ven qui. Voi siete a Romans di Sonzo, Santa Elisabetta, una grandissima tradizione di 157 anni fa. Santa Elisabetta è abbinata alle feste, ai sagri dal dindiati, il dindi, il tacchino, perché magari non capisce bene il furlan. Chi io vengo un documento, io varsgos viaggi, chi dopo di mezz'ora di Romans di Sonzo, proprio con quel documento di 157 anni fa, che potesse anche viodilo come che ha il timbro proprio il sigillo di Cerelache, là che Francesco I, lei proprio imperatore d'Austria, concede alla comunità di Romans di Sonzo il mercato annuale del 19 novembre. Questa è nostra ferma intenzione e da conferma di questo documento viene apposto il nostro imperiale regio arciducale grande sigillo, dato nella nostra capitale e residenza di Vienna il 21 di febbraio del 1834, 42esimo anno del nostro regno. E sono gli sfirmis dall'imperatore, dal cancelliere e via di gente. Questo è proprio il documento che dà l'idea chiare di quanto in assude queste grandi mostre, queste grandi fiere, queste grandi martiate che voi al continuo anche modo dopo 157 anni a Romans di Sonzo. Ecco, questa era una presentazione clamenle doverosa perché o ve ne sapete anche dai puoi scolenghi, ve ne sapete anche c'è grande, c'è importante l'impegno e c'è importante l'occasione di chiatarsi. Santa Elisabetta dunque è una sua grandissima tradizione. Va bene, dopo dite chiste, io ho cominciato plan plan a salutare tutti che non ascoltano, ho tornato a dire di Romans di Sonzo e ho clami subito la nostra fantacina, la nostra Simonetta che è pronta sempre col programmotto
Adinus, c'è che succederà plan plan, tachis neste dopo di mesdè, Simonetta Allora, Bondè. buona domenica, Grazie. buon pomeriggio a tutti. Anche per questa settimana siamo in giro, come sempre. Siamo un Sicuro. po' girovaghi noi, no? E infatti per questa domenica siamo qui nella cornice di Romance di Sonzo e Dario ci ha dato un documento storico molto importante e molto interessante per introdurci nel vivo di questo pomeriggio insieme. Ma vediamo cosa faremo effettivamente in questo pomeriggio, quali saranno i punti più importanti del nostro pomeriggio. Come sempre noi qui da Romance di Sonzo andremo in giro un po' tra queste bancarelle, insomma cercheremo di scoprire... Ad Orzeon, si dice in Furlan, ad Orzeon, Lenator. Cercheremo di scoprire un po' di cose curiose da proporvi, ma come sempre in studio ci sarà Paolo Cautero con notizie e commenti sulla giornata sportiva, poi dallo stadio questa settimana, dallo stadio Friuli, ci sarà Carlo Casarsa per l'incontro Udinese-Pescara, mi sembra, Sicuro, no? Udinese-Pescara, vuoi? In studio ancora una volta Franca Rizzi con il nostro gioco Guarda dove vai e poi ritorneremo noi, sarà un rimpallo continuo. Sicuro. Va bene, Simonetta, tu hai finito, mi pare, no? Sì. Di Per adesso sì. Spero che il tempo non stegni su, perché il dopo di mezz'ora lei non è nuvolata, che come che mi pare, io non sai, come mi pare che un po' in tutto il Friuli deve essere chi snuvol a Tor. E allora noi plan plan come o faseressimo le carrellate parviodi se nessi samis, sia il Paolo Cautro, l'amico sportivo, sia la Franca Rizzi che è in studi, se sono in collegamento con noi, io avrei sgos di viodi se Paolo è pronto. Paolo, mi senti? Sono pronto, Dario, ti ringrazio. Tu sei pronto? Sì, ricordo solo che avremo anche oggi questi appuntamenti sportivi, fra l'altro con collegamenti in diretta, collegamenti video con lo Stadio Friuli, che oltre ad ospitare la partita fra Udinese e Pescara, molto importante per il campionato, è anche al centro di grosse discussioni, come tutti sappiamo, per capire cosa succederà di questa società bianconera. Ma manco lo sai, dopo stato Paolo c'è qua di dirti, o di dirti che chi proprio a Romance mi sono accorto che è un paese, un lavoro sportivo, difatti o ven un 3-4 giocatori che hanno giocato in Serie A, o hai salutato prima Nardin, che è un giocatore che ha giocato con il Napoli, l'ha giocato Stelio Nardin, Stelio, terzino, anche in nazionale è stato. L'ha giocato anche in nazionale, dopo o hai salutato Zonk, se non fai sbagliando. Fulvio Zonk, allenatore anche del Palmanova, ha giocato nel Milan. Sì, vuol dire, è inutile chiacchierare, io dopo mi salutato, sai che tu sai, un evore poi di me, di sport, e naturalmente, oltre che conosco io conosco di non, così che i giocatori, tutti conosci anche di là che hanno militato, che hanno fatto, insomma, le loro carriere. Io ti lascerei un momento in le linee a te e Paolo per dare un dos notizie, scusi, su chi Udinese che vuoi al giù e a Udin col Pescara e magari anche su altre squadre, d'accordo? Sì, più che il campionato, sul quale anche ci soffermeremo, evidentemente l'attenzione generale è incentrata su che futuro è riservato all'Udinese. Voi sapete molto bene che questa è stata una settimana dai ritmi vorticosi, si sono succedute anche proprio nell'arco delle ultime 48 ore, continue notizie di passaggi di proprietà, c'è stato un nuovo allenatore, eccetera. Quindi tante cose. Io mi auguro che con i collegamenti che avremo fra poco con lo Stadio Friuli riusciremo, grazie a quelli, a saperne qualcosa di più. In questo momento non sono in grado di fornirvi alcun'altra notizia, quindi rimando nuovamente la linea a Dario Zampa. Per quanto invece riguarda noi, ci sentiamo fra circa una decina di minuti quando inizierà il primo collegamento di Diretta Sport. D'accordo, grazie allora a Paolo, ecco, e come vendiviodi si è pronte, si sentate dal suo clipot, dal suo chialdén. Tutta comoda. Tutte comode, con anche le veden, che non venga il monitor, come ma anche le veden che magari rientrano subite. Sono anche al caldo, Dario, sono al calduccio oggi rispetto a voi. Franca, ho sempre buone fortuna, perché il tempo, come d'accordo, al ten anche mo. Siamo stato? Io benissimo, voi? Bene, bene. Simonetta, anche oggi farai il giro nei banchi della gastronomia? Ma certo. Tu vedrai, anche fin dall'anno di trasmissione, tu vedrai che sarà cresciuto un 400 kg. Mi sembra anche giusto, ne ha bisogno. Secchia come che ieri, amore. Sì, certo. Comunque, senti Dario, scusate, Dario e Simonetta, io volevo solo annunciare che anche oggi avremo il nostro spazio per il gioco, un nuovo percorso, un nuovo Guarda dove vai, quindi tenetevi pronti. Volevo comunque dire una cosa che mi hanno pregato di riferire ai nostri telespettatori dalla regia.
categoria. Molte persone iniziano a chiamare già dal mattino per prenotarsi per il nostro gioco. Ecco, qui con Telefriuli non esistono le prenotazioni, non è che voi magari iniziate a chiamare dal mattino come magari succede con la RAI, per dire, nei giochi, si telefona al mattino, si dà il proprio numero telefonico, poi in base a un sorteggio la RAI richiama, o Telefriuli in questo caso. No, bisogna chiamare direttamente quando è il momento del gioco, poi chi è più fortunato riesce a trovare la linea libera e quindi a passare in diretta. Tutto questo, tutto qui, quello che volevo dire. Io a questo punto, Dario e Simonetta, vi ridò la linea e aspetto più tardi per iniziare a giocare con Idreno Mattiussi e con il nostro Guarda dove vai e tutti gli altri sponsor che mettono a disposizione insieme a Telefriuli come sempre tanti bellissimi premi. A dopo! Allora, grazie Franca. Noi come fra un momentino viene il gioco naturalmente di Piton, è il gioco che al Cirarà. Pardon, avevi il microfono disturbato, va bene, pronti, succede anche ogni tanto perché aveva un po' di confusione, ogni tanto per non fare sentire studenti. O volevo dire come facendo il gioco di Piton, che è il gioco che 400 persone e cercheranno di indovinare il risultato dell'Udinese e naturalmente cercano sempre di dare un risultato positivo all'Udinese perché i nostri in concorrenza senz'altro anche sgosto. Ma fin come non sono mai arrivati a vincere, non sono mai arrivati a beccare questi risultati, spero che voi insomma non abbiamo neanche mai scoperto cos'è questo fantomatico gioco, cioè, pardon, premio di sicuro. Piton. No, a lei un orologio di muro, un lavoro biello. Ma non l'abbiamo mai visto. Mai veduto, perché non abbiamo mai avuto l'occasione di darlo. Comunque ricordi che a lei Piton che si chiama a Palazzolo dello Stella Caldacchis premi, a lei un mobilificio che lui chiatai proprio lei donde il semaforo così, per localizzarlo di Palazzolo e lei una grande mostra che potesse con comodità e con calme a Viodile. Allora partiamo subito col stack di Piton e dopo facciamo i nostri pronostici di ogni domenica. Ecco cos'è in onde, allora io ho 400 persone senza nessuno veso pure a giocare per l'Udinese, Watris. Come il perde? Come il perde? No, volevo dire, secondo te c'è risultato, no, X1-2, ma 1-0, 2-0, 1-1, 3-1, 2-2. Udinese Pescara, dammi il risultato. Finale. 2-1. 2-1 Sì. per l'Udinese. 2-1 per l'Udinese, Elisa Segni. Dopo che io passi a quel signor qui, gioito a Gitto con noi. Ecco, Bruno 2-1. 1-0 per l'Udinese. 1-0 per l'Udinese. 1-0 tutti i clamis? Circosta Antonio. Antonio, Tony, 1-0 per l'Udinese. Cove un signor 2-0 per l'Udinese. 2-0 per l'Udinese, attenzione di non di risultati doppi. Tutto siete 2-1 Roberto, no? 2-1. E il non? Colussi. E il non? Colussi Isaia. 1-1. 1-1, lui si chiama Paolo. Vonde, 1, 2, 3, 4, però sono intervistati. 4 al Mangia Gimon. No, perché si rota qui, che mi dice lui, si chiama? Gos. Giovanni. Vengo Sì, Giovanni, sì. E i cognomi sono non si interessi. Sì. Che mi dice che è il risultato? Per Che me- ha detto 2-1, 1-0, 2-0. Lui l'ha detto di Viars. 3-2. 3-2, urpo. Sì, ormai pensi a se, una goleade. se ripeti che altri non va nulla, no? Ah, ben d'accordo, sì. E allora è inutile che dici. 3-2 per cui? Per l'Udinese, Sì, che chi due è andato alle vittorie l'Udinese, purché un che ha dato il pareggio, lui, no mo. Non potevi di compagni di lui? Va bene. Va Se bene. detto che altri, mi contenterei se c'è di 3-2. Di 3-2, va bene? Sì. D'accordo, mi pare che ho sen ben quei risultati, le speranze nostre gli grandi, perché spero che voi al vinci proprio ti facciamo gli auguri anche al nuovo allenatore, facciamo gli auguri ai giocatori che arrivano finalmente a imbroccare un po' queste amalgame che manca tra l'Udinese, insomma, salven buoni perdi, sale si rotto, tu sapevi, insomma, va bene, vedete, si sente in ogni idea une nuove, spero che invece in realtà si metti a posto questa situazione dall'Udinese. Va bene, per me se momento signora che mi viene caie. C'hai fatto signore? Operata 3 volte, sì, signore. Operate 3 volte? Chiavastre, menisco. Vabbè, pure in pinza in mo. Sì, e speri di là di lunghi, non c'è mo. Ecco, vi odio, sì, Sì, volevo dire qua che sì, io a Sagre, dice di romanzi signore. A soldi tapoian.
Doans fa si vince tata Barbana, io, lui, la sua signora e la figlia. Orpo, Sì, ho sentito a Barbane, si sì. visse benissimo, io avevo voglia di domandare, Perché ho lo seguissi sempre. avevo voglia di domandare, io c'è mai che ieri è feste di Santa Elisabetta e anche con le macce, che mi pareva. Oh, perché mi piaceva tanto il mercato. Ah sì? Sì. E vengono sì, ogni anno? Sì, sì. E c'è per sì. i plasi al tanto che Noi è smarchiamo. così la tradizione così di Santa Elisabetta e mi piace, insomma. Sì. Si vige ieri anche di una volta si mutka ieri, trossens venire caie per esempio, trossens fa. Tanti anni che venni, sono vecchia, sono del 24 e sono tanti anni. E anche mo frutta ieri, dal 24 ormai sono fantastici dal 24. Sì. O vengono con chiaten no, scada dal 0, dall'1, dal 2, dal 24 sono frutti. D'accordo? Signore, e io le saluti, là si fa le chiaminate plan plan. Io non sai come se o vengo di passare le linee, vediamo se in vonde ad oro, potete anche passare le linee ai nostri studi. Vediamo, se non c'è nessuno con Casarsa. Va bene. Allora, Paolo, io ti passi le linee in studi, mi pare che io un momentino di pubblicità e dopo si colleghiamo in diretta col sport, d'accordo? A te le linee. Mi sono spostato un 200 metri, non più lontano, de place, no, perché io vengo le mostre dal Dindiat, che io vengo in Santa Elisabetta, d'accordo, vengo in queste grandi fiere, ma in particolare bisogna ricordare queste fiere per mostre dal Dindi, dal Dindiat, ecco. È ormai tradizione, romance, fare la mostra del tacchino gigante, premiando anche l'esemplare più grande. Hai capito? Quest'anno ha raggiunto i 26 kg. Volevo avere subito questo esemplare, o volevo come dire, sono come disegni bestie di romance, che si chiama, di romance. Sono soltanto agricoltori e appassionati di romance. E intro sono? Sono 10 espositori. 10 espositori? 10 espositori solo per il tacchino gigante. Allora io naturalmente su invidi anche a venire a mangiare il dindi che chi lo fa un lavoro bene a romance, e una trattoria, 2, 3 anche che lo lavorano e lo fanno un lavoro bene. Dunque, dopo oltre ai dindis che ho veduto anche di Serasuti, sono i fros naturalmente, sente confusione. Abbiamo le 2 aziende agricole che ogni anno ci danno una mano per allestire la mostra. Sì. Sono una di Porpeto e l'altra di Sottoselva, i fratelli Caligaris, che ogni anno vengono, sì, è tradizione anche per loro venire qua. Io volevo dire che il dindi di 29 kg, Sisal, che calavent, lo vedevo un momentino. Vedo che è vuachi, non sai che fa il dindi. Presentato da una signora di Fratta, la signora Mezzolana Bianca, alla quale è stata consegnata una medaglia d'oro e una coppa. E 26 kg il dindi? 26 kg. Beh, un disarresto, proprio che abbiamo aumentato 1 chilo più dell'anno scorso. Ah, 1 chilo di più dell'anno passato? Sì. Va bene, non possiamo là in davanti a mo da queste mostre, ma magari come io passerei un momentino le linee, le passerei a Simonetta, io intanto voglio organizzarmi per via di un momentino anche un altro chianton, che è il chianton dai Fros. Simonetta, ti passi le linee a te come? Eccomi Dario, io sono qui, sono ancora si può dire vicino alla chiesa, quindi più nel centro di questa fiera mercato di Santa Elisabetta e ho incontrato una signora, come sempre io mi diverto a fermare le persone, giro un po' e ho fermato questa signora, la signora Rina, che però non è proprio di Romas di Zonzo. Dov'è la signora? San Pier di Zonzo. È da tanti anni che viene a vedere questa fiera mercato? Sì, tanti anni. Ma noi ci aspettavamo di vedere tanti animali da cortile, ma dove sono andati a finire? In cortile? No, ma ci hanno detto è una... Non sono arrivata ancora fino là, non so neanche dove che sono, perché sono appena arrivata, devono fare ancora giro. Va bene, allora noi lasceremo la signora andare a scoprire questi animali, poi cercheremo anche di scoprirli anche noi, anche se mi pare che Dario, io non l'ho visto quello che Dario vi ha proposto, ma penso che sia proprio andato in giro a cercare questi famigerati, fantomatici animali da cortile. Va bene, allora grazie alla signora Rina, buon pomeriggio e grazie. Per quanto riguarda noi, adesso Dario dovrebbe essere ancora in giro da qualche parte, quindi io cedo la linea a Dario, noi ci vediamo fra pochissimo. Dario? Arrivi subito in place, Simonetta, d'ogni di te, mi fermi un momentino qui, che ho venuto a Ponta al settore così dedicato ai Fros.
Romans al dediche ai frus piccinins, in così un settore di queste mostre dal dindiat con altri besteuti, anche come vedete qui sono i cunins, sono perfino il mussut che viene appena veduto, di troppo che fate queste mostre? 4 anni, è il 4º anno e va sempre crescendo. I bambini rispondono sempre meglio, sempre di più e siamo contenti di questa iniziativa. Sì, vuol dire i bambini rispondono di più, si intende che i frus portano le besteuti loro, no? Sì, le portano loro, vengono a portarle e vengono a riprenderle dopo la fine della mostra. Hai capito? In pratica mettono nelle gabbie qua quello che per loro è l'animale più bello. Sicuro. Ecco. No, vuol dire, hanno anche loro un premio, hanno anche loro. Sì, hanno anche loro un premio, è stato diviso in 3 categorie, il settore pollame, il settore conigli, il settore anatre e oche. Hai capito? Beh, robe simpatiche, insomma, che ovvio anche che i fruttini, qui vengono avvio di un lavoro volentieri. Quest'anno l'animale più bello in assoluto è stato classificato, quello presentato Le a ocie. quella bambina. La Prima oca, classificata, brava che frutta che Silva Scarelco, vedete lei che ha presentato queste biele ocie, no, blanche, quasi blanche, insomma, eccola. Dopo abbiamo il pavone. Dopo il pavone, naturalmente, come vedete anche il pavone. Vedete un momento se arriviamo ad ora avvio di il pavone, biel come sempre, perché è buono. Si dice biel come un pavone, eccola, che lo vedete. Ecco. Mi pare un lavoro bene, dopo potete fare il giro, potete anche là in davanti, plan plan, che facendo il giro, che io vedo gli faraonis, gli giallini normali, che i fros proprio e portano qui, loro stessi, Questo nel settore è stato classificato primo. sì, o vedete addirittura che une mereccanute proprio cui sono piccinini, normali, che i fruttini si angosti di viodi e portano... Per questa stagione è anche una rarità averla. Ah, anche in realtà? Sì, sì, perché non è stagione di cova. Io vi avrei capito. Allora voi altri non portate nessuna besteuta, voi altri? Piccioni viaggiatori. C'è modo? Ci sono dei medi, voi altri? Possono dove chi si elementare? Sì. Ah, o se fur etato, allora voi altri? Sì. Hai capito, però si sa di volentieri. Sì. Ma penso che quest'altro anno organizzeremo qualcosa anche per le medie. Mi raccomando, se no i frossi ravengano, anche gli smedi siano di vello, loro tocco. I piccioni viaggiatori che io vedo in Cumò, e beh, mi toglie passare come le linee a Simonetta perché sennò un robin dopo il tempo col vio di bestie utili, ma penso che sia di una roba di un canton, un lavoro biele, un lavoro particolare di queste feste di Santa Elisabetta che ho ven qui a Romans. Le linee a te Simonetta. Eccomi Dario, io mi sono un po' spostata, vedo che invece tu continui a girare un po' di qua e un po' di là e sono in questa bancarella, una bancarella che tutti hanno visto un po' in giro per le fiere, così per queste fiere mercato, una bancarella di vestiti. Allora vorrei chiedere a queste due belle signore, magari madre e figlia, giusto? Quasi? Cos'è? Com'è? No, niente, non siamo madre e figlia. Venite più vicine perché... Siamo insieme. Lavorate insieme. Allora come va questo mercato? Quali mercati fate voi di solito? Ah, diciamo durante la settimana? Gradisca, Ronchi, Gorizia, San Giovanni, cosa ancora? Sì, Cormons. Di dove siete voi? Gorizia. Gorizia. E comunque girate solo qui nel circondario oppure, non so, andate anche più lontano? No, solo qua. Solo qui. Come va la vendita dei capi di abbigliamento? Oppure, meglio, chiediamo, cosa va quest'anno? Ma è novità come sempre, sempre niente, la gente chiede molto sempre nel cambiare la merce, le tinte, così cambiare spesso la merce, ecco. Fatemi i nomi allora di queste due, una signora e una signorina. Tatiana. Tatiana e? Barbara. Va bene, allora io ringrazio queste due gentili così, signora e signorina come ho appena detto ed ora vorrei cedere la linea nuovamente a Franca. Franca, se mi senti? Dai, io ci sono sempre. Mi Io ci sono senti? sempre, Simonetta. Sei pronta? Sì, io volevo, se era possibile, avvertire anche... Ricedo la linea naturalmente a Romans di Sonzo, quindi a Dario e a Simonetta. Sì. Pronto? Sei Allora, sempre con pronti, i siamo bambini, pronti. Dario, eh? Ma ti piacciono così tanto? No, io e voi di fatta il plaisir a te. Guarda che bella bambinetta che ho, Federica, si chiama Federica. Favolosa, ma io ce l'ho già una bambina. Te lo sai sai tu? 4. 4. Che chi te lo sai che frutta è? 2 anni, a 2 anni che ca. Insomma, tu potresti fare anche mone, no, Franca? Dio, prova tu prima. Vabbè, le farei io faccio ogni domenica queste passe balle
per i fruttins. Comunque è che il discorso principale, Franca, era per presentare un momento il canton dai fruttins che è dedicato ogni settimana a loro. E naturalmente subito la rang in onda queste interviste che voglio fare così di scuole elementari dal Friuli in qua e in là per sentire un po' ciò che pensi in nostri fruttins. No? O sai che è un momento bonde simpatico dedicato a loro e con le loro risposte che danno risposte di frosi insomma, no? E danno queste idee mi pare vonde biele, vonde giuste, devite qualche volta no grani si smentin di loro, si smentin anche dal so pensare, ecco, e i frosi anche effevelling e quanche dan l'idea dice che hanno voglia di fare, o dice molto che va alle scuole, o dice molto che giugno, o dice che pensi, mi sembra sempre una roba simpatica. Allora io come manderei subito in onda queste biel filmate che noi prepariamo per voi ogni settimana. Dopo Simonetta naturalmente e varrà anche il tempo a disposizione per poter daus il tema, e ho cercato qui il frosco, è il tema che noi diamo ogni settimana e che o la sen ai frosco se l'idea di poter scrivere c'è molto che voi e c'è che voi su questo tema. Allora un bel premio che dopo us vignerà dato a voi, ossia già un tema che non so me così è il più bello, ma che la sen dopo naturalmente dillo a Simonetta come o la sen là è il filmato, naturalmente Federica non si gira come il gosto di fare le viodi, ma non si gira, non importa, i vedete i chiavelos per da ora che sono biei anche che via col filmato. Eccoci Dario, io come te ho la mia piccola corte di signore e bambini. Ecco, voglio presentare prima di tutto Giada. Saluta Giada. Ciao! Ecco Giada, quanti anni hai? 6. 6. E qui invece Gaia, giusto? Sì, di qualcosa. Oh, non parla quella lì, no. È sua figlia, signora? No, è mia nipote, figlia di mia sorella. Lei, signora, come si chiama? Adalgisa. Ecco, allora, io sono proprio qui per presentare il gioco dei più piccoli, dei bambini. Giada è un po' troppo piccolina, ancora penso non potrà parteciparvi, ma io mi rivolgo soprattutto ai bambini che ci seguono da casa, ai più piccoli, comunque quei bambini fino ai 12-13 anni circa. E infatti, come saprete, il nostro gioco per i più piccoli è un gioco basato su un componimento scritto. Questa settimana il tema sarà nuovo, sarà divertente, quindi spero che voi scriviate in tanti, magari perché no, con l'ausilio anche dei vostri genitori, che so, c'è sempre un po' lo zampino dei genitori in queste cose dei bambini. Per quanto riguarda invece il vincitore della scorsa settimana, voi vi ricorderete, noi la scorsa settimana abbiamo dato un tema, come sempre, e il tema era esattamente il mio compagno di giochi preferito. Il vincitore della scorsa settimana, pertanto, che noi abbiamo scelto come il miglior tema, il miglior componimento scritto, è Giacomo Fontanini di Udine. Questo bambino ha 9 anni, ripeto quindi il nome è Giacomo Fontanini di 9 anni di Udine. Quindi ciao Giacomo, tu hai vinto e ti ricordo che o ci metteremo in contatto noi con te oppure sarai tu a venire, io ti posso invitare, la prossima settimana saremo a Udine, quindi magari potrai venire, saremo proprio a Udine in piazza Primo Maggio per la fiera di Santa Caterina, quindi potrai venire magari a trovarci, ci metteremo insomma d'accordo. Per quanto riguarda invece il nuovo tema di questa settimana, ve lo voglio subito svelare. Il tema è il seguente, la filastrocca più bella. Sicuramente avrete sentito una filastrocca dai vostri genitori, oppure non so, ve l'avranno insegnata a scuola, qualcosa quindi del genere, quello che volete naturalmente. Scrivetelo. E poi noi naturalmente prenderemo le vostre letterine, le esamineremo, le leggeremo e ne sceglieremo purtroppo soltanto una. Allora concludo, perché mi pare che il tempo stringa, dandovi il nostro indirizzo. L'indirizzo è come sempre Aria di Festa, mi raccomando specificate la nostra trasmissione, cioè Aria di Festa, Telefriuli, casella postale 137 33 100 Udine. Vi ricordo l'indirizzo velocissimamente, casella postale 137 33 100 Udine. Benissimo, allora io vi invito bambini, le signore stanno scappando, io saluto Giada, quindi arrivederci, buon pomeriggio. Io invito i bambini ancora una volta a scriverci e a questo punto c'è Dario, quindi Dario è qui in giro, io gli cedo la linea. A te Dario. Brava Simonetta, pensi che ho sedi in onde, so io, voi tranquilli
E a voi tranquilli, perché come prima di cominciare a presentare un altro filmato che ho fatto ogni settimana, ho preparato delle vallette che si chiama Monica, queste brave fruttine e biele che mi fa di collaboratrice e io voglio dare una rosute, ecco, gli do una rosute che sono naturalmente dati tramite Telefriuli di Seris Bearzot di Dael, una biele rosute ai mamme di Federica. Grazie. Ecco, signore, queste e gli parier, le ringrazio e naturalmente faccio gli auguri a Federica, d'accordo? Dopo un'altra i doi, sempre di Seris Bearzot, un'altra i doi ai mamme di Bruna, così si chiama, no signore? Le sue fruttine, Bruna, eccola, spero che, ma le muse le ha giuste, non ha problema, partirà in davanti, sono... e sono passudossi frosi, ben. E io ringrazio naturalmente, dammi le manute, dammi la manina, io ringrazio la Monica che mi ha aiutato a fare le valette, d'accordo Monica? Buon d'accordo, allora come uno disegno, si vede come ogni settimana è il filmato di curiosità, intanto che le feste e comincia proprio a farsi d'ogni, e comincia a diventare grande, e comincia lenta a venire, e loro come sono 3 passaggi appena passati, e dunque comincia a schialdarsi, il tempo al tenso tan bene, e noi possiamo andare avanti tranquilli. Ho dicevi di curiosità, come ogni settimana ho venchi 4, 5, 6 minuti, no di più, anzi, da queste curiosità come dare in voi, proprio al servire vea manco il mieggiore per poter viodi le bellezze che chi stomp non sa così regalate di poter viodi, no? Che è un sciorotto che fa una certe raccolte che non spi prima le vedrete subite. E naturalmente sono come i 5-6 minuti e lì ho rivengadore a viodi c'è con rivengadore, ma è già sufficiente per capire c'è calfas qualche furlan di passione e di gusto di così di ricerche quel caschi di besteutis, no? Di noi altri. Io passerei le linee al studio calmandi in onde chi biel toccot di filmare che us presente in qui. Ecco, spero che vedi svidut queste maravè, queste cavalieri a chiesa, chi stompa a chiesa, dunque una roba bellissime che magari avremo l'occasione di fermarsi un momentino più in davanti a curare un po' di più proprio queste robe perché veramente è merite. Io ho l'audio che mi va e mi viene, ma spero di arrivare a farmi capire di stesso, perché prima di passare le paraule a Cautero, volevi dire che sono arrivato ora a recuperare Nardin. Paolo, mi senti tu? Vedi, sono rivengatore. Amico Stelio Nardin vicino a te. Ah, ecco, chiamo Paolo, prima di passare le linee avevi gusto, tu arrivavi stadore così a domandare a Stelio Nardin, perché mi ha detto fra l'altro che si conoscesse un lavoro ben e che avesse avuto anche occasione di fevelà, no? Certamente, Stelio Nardin è un caro amico, fra l'altro è un bravo allenatore, allenato a livello anche locale, la Tarcentina per esempio. Sì. E lui è di Cervignano del Friuli, lo ricordo per chi non lo sapesse. Stelio, ti saluto innanzitutto. Aspetta che passi l'auricolare, l'oregladore. L'oregladore, come che tu dici tu. A Stelio così ti saluto di lui di cui le vive voi. Stelio, ti vedo, ciao. Ciao Paolo, come stai? Non c'è male, tu? Bene, grazie. Come mai a riposo una domenica pomeriggio, uno sportivo, un calciatore come te? Ho voluto fare un piacere qua al mio amico Dario Zampa che mi ha invitato, è venuto molto volentieri e vuol dire che sentirò le partite per radio stavolta. Ecco, allora visto che siete in linea vi anticipo subito che fino a qualche momento fa l'Udinese stava pareggiando, è il risultato che maggiormente ci interessa, mentre il Napoli, squadra con cui tu hai giocato in Serie A, sta anch'esso pareggiando in casa con la Sampdoria. Ma guarda, io penso che il Napoli non ci siano problemi, ormai il scudetto l'ha perso. Il problema è per l'Udinese, che io penso che questa squadra troverà un po' di tranquillità, farà bene senz'altro. Io lo auguro di cuore anche a Buffoni, che penso sia la persona adatta per guidare questo Udinese in questo momento. Grazie Stelio, in bocca al lupo. Grazie a te, arrivederci. Ciao. Ciao. Ciao Dario. Allora, Paolo, io penso di aver fatto piacere anche a Nardin qui, come ti passi le linee, naturalmente al momento sportivo, al momento del ballon, dannosi i risultati, naturalmente io sentirei anche noi e tutti che non ascolti a Telefriuli, d'accordo? Bene, grazie. Eccoci al secondo momento dedicato al gioco Piton, ovvero siamo al momento della verifica per quanto riguarda i primi tempi del nostro gioco, cioè come lo sapete Dario l'ha detto e ne abbiamo parlato molto e ne hanno parlato molto anche in studio Paolo Cautero e anche allo Stadio Friuli Carlo Casarsa. Allora siamo al momento della verifica di questi primi tempi di Udinese-Pescara. Il signor Paolo aveva detto che l'Udinese avrebbe pareggiato 1-1. E infatti è così come avete avuto la possibilità di sentire. L'Udinese sta pareggiando 1-1. Qui vicino a me invece c'è il signor Bruno, mi pare, giusto? No, Antonio. Ecco, cosa aveva detto?
1-0 per l'Udinese. 1-0, quindi lei ormai è fuori. Era molto fiducioso in una vittoria. Lo stesso. Allora, grazie a lei e sarà per un'altra volta. Io lo saluto, addirittura il bacio! Ecco, mi hanno fatto dare questo bacio promesso. Lei invece è il signor? Bruno. Eccoci, Bruno invece aveva detto che l'Udinese vinceva 2-1. Quindi anche lei è ancora... Io spero che segni un tempo, che segni ancora uno. Il signor Giovanni? Lei è il signor Giovanni che era scomparso, finalmente l'abbiamo ritrovato. Allora, lei aveva detto invece che l'Udinese 3-2, quindi anche lei è ancora qui, è ancora in gara. E quindi noi ci rivedremo fra poco, giusto alla fine quindi della partita, esattamente intorno alle 16:30 noi ci ritroveremo per chiudere il nostro gioco. I primi tempi... Lei sarà qui in giro, dopo noi la rintracceremo. Allora, io volevo anche un commento brevissimo. Cosa ci dice di questo Udinese che ha vicende alterne? Noi un po' da profani lo facciamo. I giocatori ci sono, l'allenatore adesso non so come andrà e speriamo bene, perché non ha giocato male, perché comunque avrebbe 9 punti. Lei sta seguendo la partita, cosa sta facendo con quella radiolina? 1-1 Udinese. Lo sappiamo, l'abbiamo sentito, lo stiamo sbandierando. La Sam vince 2-1 col Napoli. Perché lei è tifoso anche della Sampdoria? Juve. Ah, della Juve. Cosa c'entra allora? 0. Vabbè. Segue tutto, è un tifoso calcistico di prim'ordine. Va bene, senz'altro. Allora io ringrazio il signor Giovanni che si è già congedato, il signor Paolo e infine il signor Bruno. Eccoci, finalmente. Allora, naturalmente noi per quanto riguarda la conclusione del gioco Piton ci rivedremo, come ho detto poco fa, intorno alle 16:30 circa. Adesso Franca, la linea dovrebbe essere quindi allo studio, a Franca per un nuovo appuntamento con Sì. Guarda dove vai. A te la linea Franca. Ma sì, allora, Franca. Dimmi. Volevo dire, mi pare che ieri une frutte. Una frutta di Nufines. Ma Dio, c'ho di domandare le frutte di Nufine. Ma saprà il Furlan, no? Ah sì? Credo proprio di sì. Allora vi faccio una domanda facilute per disegno una fruttina. Sai c'è che si chiama in Furlan il chiodo? Il chiodo. Il Cloud. Cloud, brava che frutte! E hai indovinato, Franca, le risposte giuste. Benon, grazie Dario. So in onda, allora grazie a Franca. Ho visto che il gioco va in davanti un evore ben. Io ho bloccato none Marie, dicevo ben. Noi e nonne. Or poi la de mal, perché si agosto che sei nono, no? Si fa partire. Così è là, è così cavati? È così cavati, d'accordo? Allora, no, signora Maria, io so che gli anziani, no? Io non è un displacete che sia anziani. No, qua che si arriva che sei stata, che si è con la salute. Orpo. Allora, siccome io sai che è da lunghi, no? Oh, mangia che la sa. L'unica roba, mi ha spiato prima perché... È un spione. Sì, no, volevo dire, l'unica roba che domandavi, alle appunto dice Mut che una volta ieri queste feste, queste sagre, perché ho venduto prima che alle 157 anni, no? Che avevamo fatte. E io si visi dal 20, dal 30, che mi dedi... Io mi visi tanti robi che gli hai in là. Che si faceva? Si faceva, prima di tutto, da che piazza con lì, sì. Allora era un gran brear. Sì. Ecco lì cominciavano a ballare alla 1. Siccome che era anche un gran mercato da bestis, sì. Allora un Blu che faceva sensal sì. E si chiamava Vito. Vito. E il primo ballo faceva lui, assai a dire che i giacchetti che avevi in quella cessadora da ora. Sì. Comprava il prostituto e lo metteva nella cessadora. Lei faceva il primo ballo. Ah, col prostituto da ora? Col prostituto da ora. E noi altre smulerie, si capisce, a corsi da ora. Che mi ricordi bene? Hai capito? Sì, proprio così. Dopo disegni così particolari? Eri riconosciuti, si doveva sbuttare 3 volte per poter fare una girata. Ah. 3 volte per ora. Sbuttare, per poter avere una girata, mi capisci? Hai capito? Perché che volta non usavi un solito. Sì. Se ci avevi i corobulis, non ci avevi il mandolato. Se ci avevi il mandolato, non ci avevi i corobulis. È chiaro. Ma voi sono massa per sus. Va bene, ma volevo dire, signore, il discorso dal Dindi, sa che queste feste gli abbinate al Dindiat,
Si visi c'è mucchi in sud, c'è mucchi in sud che sta binamendo al d'India. Che lo può spiegare perché insomma, i vecchi mi dicevano che era sempre che lì. E non può dire salsa. Sì. Purtroppo, gli anni sono che sono. Va bene. È un'altra roba, mi pare che mi dà alieno? Io mi davi da lì, sì, sì. No. Mi dispiace, la cultura, lingua, scorpi bene. Hai capito? E poi sei me ne voto lui, no? Sì, sì, può essere me ne voto. Allora si io voglio fare una domanda come non c'entra con Santa Elisabetta, non c'entra con la fiesta di Romans. Io vi voglio dire, ieri avevo avuto qui... no, volevo dire, avevo avuto un momento particolare. Prima ero austriaci, no? Sì. E dopo sono arrivati italiani. Ieri di dirmi c'è che ha sentito quando sono arrivati italiani. Eri io e mio pari, sì. Si intassano una bancia di fuori. E lì era un tenente, sappiamo che sono i tenentini, un pochettino, no? Sì. E aveva la barba, si faceva la barba. E gli disse a mio pari, è molto distante Trieste? 45 chilometri. Giusto bene. Per domenica, allora io iba calcolì. Per domenica sono a fare la barba a Trieste. E chi era un italiano? Un italiano. Allora era entrato calcolo, deve sì. Va. Sono passati 4 anni, avevo avuto la barba, come che ti dicono? Che aspetti la signora Maria, no? Simpatica la signora. Io intanto non si innuia, ma a voi mi pare che biele le robe. No, volevo dire, chi cambiamenti di guardie dai tedeschi ai italiani. Ecco, c'è molti stati in FIES, c'è molti schiattate, sì. No, altri che erano trattati bene, non è questione. Italiano si capisce con la lingua. Ma però, Benedetto, hanno cominciato a venire qua e hanno subito cominciato a mangiare. Ah sì? E invece che altri non erano così. No, mi dispiace, ma gli austriaci secca dicevano, ha venuto lui, mi ha detto straniese, e non gli è venuto fino a strecco qua? Signore, mi togli salutare, come ha ragione. Aspetti, sì, signore, aspetti un momento, c'è di dimmi. Io di una roba. Sì. Romans non è una ville. È una ponta di città, di una banda le sorelle e di che l'altra le inudate. Ah, l'avevi tutta civiltà, ma va bene anche qui. Sì, signora Maria, là si un biel maciù di rosis, le serie sberzotti lassi naturalmente, d'accordo? Signora Maria, ho avuto piacere di vi velare con lei simpatica queste signore, come una pippinuta, io camo 90 anni subite. D'accordo, signore, mandi. La saluti, arrivederci, mandi. E anche la signora, la signora è un maciù di rosi di serie sberzotta, l'Eliso che mi dà di qua Dario dai signori, se io ben volentieri do i signori, come passi però le linee a Simonetta. Simonetta, mi senti tu? Sì Dario, ti sento, io sono qui, continuo a girare in mezzo a queste bancarelle e ne ho trovata una di veramente carina, di veramente singolare, che fino adesso anche nei nostri passati collegamenti, nelle nostre passate trasmissioni non abbiamo incontrato. È una bancarella di quadri, ma non di quadri di tutti i giorni, sono delle riproduzioni molto belle anche, oserei dire, magari anche forse un po' da profana, non lo so, comunque delle riproduzioni fatte bene a mio giudizio di quadri d'autore, di quadri importanti. E infatti se il nostro cameraman avrà e riuscirà a inquadrarle ve ne renderete conto con i vostri occhi. Allora, con me c'è il signor Sergio? Il signor Sergio, che è un padovano di nascita, ma che si è stabilito a Latisano ormai da parecchi anni, quindi ormai è adottivo, diciamo, friulano. Sì. Ecco, allora parliamo di questa sua attività, un'attività un po' singolare, in fondo è un po' difficile trovare in questi tipi anche di fiere mercato un articolo di questo tipo, ma è un articolo che va? Sì, insomma, è un articolo toscano, che fanno solamente in Toscana. Lei dove va a prenderle queste cose? A Siena. A Siena. E c'è, non so, una lavorazione artigianale, una riproduzione? Un artigiano che fa questa roba qui, che si chiama la BM. Per quanto riguarda ad esempio la riproduzione di questi quadri, lei sa qual è la tecnica che viene usata per riprodurre? Non lo so, si mettono davanti a una fotografia, copiano, come fanno? E anche per ottenere questa patina di antico, di vecchio? Sì, c'è degli artigiani che non ti dicono il motivo come la fanno, però c'è una tecnica molto particolare per fare queste stampe qui. Queste stampe sono fresche, però risultano che sono vecchie.
Chiaro, danno questo senso, questa sensazione di vecchio, anche non soltanto una sensazione, ma così alla vista può apparire qualcosa di antico, qualcosa di vecchio, quindi mediante dei procedimenti particolari che ormai forse non sono neanche più tanto artigianali, diciamo. No, insomma, d'accordo, però oggi le cornici sono artigianali. Dopo abbiamo le produzioni Sontela fatte da pittori toscani, livornesi, che probabilmente in Italia sono i migliori, ecco. Mica niente a offendere i friulani, però tutta un'altra cosa, ecco. Beh, sappiamo. Allora, per quanto riguarda ad esempio alcuni quadri, qui c'è uno splendido, vorrei che magari uno dei cameraman possa inquadrarlo. Una Si tavolazza. chiama una tavolazza, l'ultima cena, tutta in legno, fatta a fuoco, che insomma... Quanto costa? Ma non ci dica il prezzo all'incirca, non so, sulle 50, sulle 100? Su 70.000 lire. Ci ha detto il prezzo, proprio così sei svelato, allora... Cioè, il suo negozio costa sui 120, 130, ma insomma su una bancherella, siccome noi siamo al rango dei poveri, vendiamo a 70.000 lire. Cosa costa? Lei lo sa, un originale di questo tipo sono sicuramente delle cifre, anzi non c'è neanche Miliardi. un commercio. Miliardi. L'ultima cena costa qualche miliardo. È invendibile in un certo senso. È come la Gioconda. Ma si vendono ancora questi generi di articoli così? C'è chi arreda la propria casa con questi? Mettere queste robe da qua in casa è come mettere un Picasso, un Gottuso, insomma, no? Uno arreda la sua casa con pochi soldi. Allora, per chi non ha le possibilità, non è uno dei tanti fortunati che può possedere un Picasso, che può possedere, non lo so, un Van Gogh, visto che si parla tanto di Van Gogh, beh, potrebbe anche accontentarsi di questi. Infatti, spende poco e arreda la casa, è proprio bella figura. Un'ultima cosa, c'è anche una riproduzione di una Gioconda con una bellissima cornice dorata, no? Quella viene da Fellini Valdarno, Sempre in Toscana. sempre in Toscana. E lì cosa c'è? È una fabbricante che fa solamente e esclusivamente quella roba lì. Quelle cornici tutte quante barocco veneziano e con quelle produzioni che specchi, Gioconda oppure tante altre immagini. Adesso sono rimasto con l'ultima, comunque avevo delle altre cose, perché vengo da 8 giorni dentro una base americana. Allora, esuliamo adesso da quello che è il suo commercio vero e proprio, parliamo della fiera mercato di Santa Elisabetta. Ma doveva essere una fiera mercato in origine di animali, da cortile e cose del genere, ma dove sono andati a finire questi animali? E qui i cacciatori, c'è i verdi che ci impediscono, i verdi allora io ho la mia... Ma gli animali da cortile sono pollami, conigli e cose così, non è che... La la massa? No, non credo sia così. È come gli uccelli. Vabbè, allora io penso che il tempo a mia disposizione sia scaduto, quindi ringrazio il signor Sergio, grazie a Sergio. Ora io non so se devo cedere la linea a Dario, mi dicono a Dario, quindi Dario, dove sei? Io ti cedo la linea. D'accordo, io sono pronto, io sono te grande arene qui di Romans di Sonso splendidi come io avrei scoperto città o come se mi seguissi in quelle macchine signor Vigile buondì no un momento solo è così di intervistare il comandante ai vigili solo per cerco sai che alle quel calcognos ti segno un po' di più la realtà di chi ste fiere poi può venire l'armonica anche subite che aspetta fermi un momento un secondo, dopo che faccio l'intervista al vigile si sente una quarta che è un'armonica va bene signor Vigili, gli domando che robe che per avere l'idea di chi si sa che troppi sbancarelli sono qui ogni anno di più, chi stanno sono sui 130, 140 come sto verificando gli ultimi ma sono sui 140 140? Orpo, io sono passato domenica alla Tisana e San Martin erano un 70 bancarelli tutti qui ho messo un lavoro di più insomma ecco, purtroppo bisogna che la fiera è un par di anni bisogna che c'è veramente più però comincia anche un po' a inflazionarsi come ambulanza ecco. Invece, come spettacolo viaggianti, vince a 6. Anche lì sono abbastanza, perché come viene un'area comunale più grande che è la palestra, che è l'area sportiva, e allora lì come potenziando in che settore, anche perché è un richiamo anche per la fiera. Ecco. Tutti chi ho saputo che spesso vengono le ploe,
Ma Ecco, quando infatti- lei è presente alle Friuli, e come se ne sognano, come si chiama, non più. Dicono che lei non l'ha, però le dà un buon passo avanti, insomma. No, no? ma anche un momentino, dopo o lenta al so te. Sierra, non va è il problema del pelò, è proprio te. Dici, si può dare l'idea di troppe che possei in una giornata come chiste a Romans? Ma valutando, perché vincerà le strade per motivi di sicurezza, ma ovviamente i parcheggi che sono fuori e il movimento che è in piazza saranno sulle 15.000 persone, insomma. 15.000 persone. Insomma. Dunque, dici, tanti per Romans, che è un comune di 3.000. Ecco, il comune l'ha 3.400, no? Il paese l'ha 2.000 volte. Però appunto, 140 bancarelli, svince 6 spettacoli viaggianti, sono anche un po' di più di ciò che il paese può offrire. Però fin quando lei ben venga, insomma. No? Sicuro, anzi, io sono contento che non il più, di modo che lui ha un po' di lavoro di più, voi perché Sì, sa il più, infatti. mi ha detto che sa il più, fa un po' di lavoro di manco, il paese. Beh, ormai che lei è un mese che lavora in torca, va di fino in fondo. D'accordo, lo ringrazio, lo lasci lavorare, da cosa sai che come le proprio in plen lavoro. O sento le armoniche, calvegni in devanca. Rai. Potevi fare un coro, signora che chianti. Ferme. Battute di Mans. Fate un applauso, dato che sei arrivato a far sentire una suonata in place. Ma non sapevi che tu eri sparcato? C'è muzzetto a Romans. Noi siamo qui d'Onza come gruppo allestitori carri allegorici, che siamo sempre una filiale della Proloco. Le Proloco di Romans. Sì, la Proloco di Romans. E non si dà l'autorizzazione che è un gruppo abbastanza affiatato, di gestire il chiosco per cepparsi una lira per migliorare la nostra organizzazione, perché non sono mai abbastanza questioni di... Hai capito? Ecco, E no? tu vas a tor con l'armonica e ci rendi. Fate un po' di propaganda, anche per vendere i cartelli da tombola, perché così là, insomma, un po'... Capito? Sì, io dopo andai anche una attrezzatura un po' più specializzata Sì. nei campi, quando si coventa, culipa, il palio, per tanti robis. Comunque sono così, in diretta, nudo e crudo. Benissimo. Però, insomma, poteva là lo stesso, la verità. No, c'è non solo tu come si tiene kimono? Ma, insomma... tiri in davanti sì. una furlanave, Sempre no? col furlan. Sì. Boh, allora, comunque di prima, l'allegria dei giovani, se che va di bene, che va di male, sempre lei che mai passione, crepa la musa, resta il paron e via. Ti ringrazio. E ti saluti intanto che io voglio cercare qualche altro amico magari di intervistare o qualche don calpasse per queste belle feste di Romans di Sonzo. Sì, allora Simonetta, io ti passi le linee dopo queste biele suonate con le nostre amiche, non si è creato un po' di ligrietta che queste biele piace. Simonetta, le linee a te. Sì Dario, sono qui e visto che prima mi dicevano ma come non ci sono più animali in questa fiera mercato di Santa Elisabetta e io ne ho trovato uno, non è un animale da cortile propriamente detto, è un cagnolino, anzi una cagnolina. Eccola qua, è un cuccioletto, ha 3 mesi e con me c'è il suo padrone, il signor Luciano. Come si chiama questo bellissimo cagnolino? Kira. Kira, che mi vuole mangiare il microfono anche, un po' così, un po' esasperata diciamo, giocarellone. Allora, mentre magari fanno un primo piano di questo cagnetto bellissimo, io vorrei parlare con questo signore. Cosa fa qui lei alla fiera mercato di Santa Elisabetta? Niente, sono venuto con la moglie a passare un pomeriggio in mezzo alla gente. In mezzo alla gente, ma lei sa qualcosa di questa Elisabetta? Ma chi era? No, a dire la verità mi coglie impreparato. Mi sa, infatti, questa è una sensazione ormai anche un po' accreditata, che ogni settimana, ovunque noi ci spostiamo, non riusciamo a trovare qualcuno che sappia effettivamente chi erano questi santi a cui sono dedicate queste fiere. E che ce ne sono troppi. Ce ne sono tanti, ma sono santi famosi. D'accordo? Per esempio, noi la scorsa settimana eravamo alla Tisana per la festa di San Martino. Lei sa chi è San Martino? San Martino, sì, c'è anche la poesia mi sembra, no? Cosa allora magari lo Gli erticolli, no? Quella che abbiamo imparato alle elementari tutti quanti più o meno. Ecco, siccome questo cagnolino Kira, giusto? Kira, sì. Si sta così agitando, vorrebbe mordere, ecco, mordi il mio foglio, va, ecco, così magari, no, sta mordendo le mani del suo padrone. Allora io ringrazio il signore che gentilmente è stato con noi per parlarci, per fare 2 chiacchiere così. Noi cerchiamo anche di sentire quelli che sono gli umori, anche in una giornata di festa così delle persone. D'accordo, ringrazio anche per
per il primo piano concesso alla Kira. Va bene, allora grazie e adesso a questo punto io dovrei cedere la linea nuovamente a Dario. Dario, mi senti? Dove sei? Sono qua. Sì. Dario? Sì, ti sento. Già, ecco la linea a te. Sì, ho già sentito tutto, io sono già in linea, sono passato per il fil. Vuol dire, non puoi poi muovermi dei place di Romans, che io vengo circondato, tutto. Per fortuna che le enti anche brave e vuol dire proprio educate anche, tocca dirlo, a Romans sono un po' tedeschi, no? Educate, no, perché proprio non si disturba poi che il tanto, ben che no, che io sono un anche, fra virgolette, fastidioso, perché vendi muoversi con i figli, con le telecamere, se via di gente, che io ho bloccato il Gigi, e il Gigi che vende i cartelli sulle tombole, o vedi dall'idea, no, de sagre, de place, ha tu venduto noi? No, sono sinza a buon punto, le stazioni che da 5 mesi sinza a buon punto, perché a 5 mesi, sì. Spesi tombole a tu? 1 milione. Un milione, sì. Non sarebbe neanche male, no? Non sarebbe male, per me. Ecco, io sai che tu sei, signore, hai le cartelle? Che vai in capo, è 3 ore che aspetta. Dopo? No. Dopo? 6 stelle. Buon, troppo costano l'une. 2000. 2000, signore, che prepara 2000, 20.000, così dendici in un colpo. Sì. D'accordo, no, volevo dire, lo sai che tu sei quelle pro loco, lo sai che chi avesse un impegno bonde grande anche da queste feste, e dammi l'idea se avessi organizzato voi, o a manco se avessi organizzato di Cubo in poi, perché sai che te palestre alle Alc, che facessi dai momenti, insomma, di ritrovo, Cubo in questo momento sta cominciando un'esibizione di ginnastiche da parte da ginnastica goriziana. Sì. Ginnastiche acrobatiche, dopodiché via del 5 mesi le estrazioni da tombole. Sì, per te palestre, così che l'agosto al Ponte Mori va anche di fuori di paese. Certo. E dopo, da estrazione, invece viene un'esibizione dal corso di danza classica Massimiliano di Cormons. Di Cormons, sì, spettacolo. Le sere, esatto. No, niente. Grande fiesta, chi in place? D'indias. Ecco, Copà distrosi d'indias. Distrosi d'indias. D'indias, Leandore e D'indias a Romans, però torni... Sì. No, torni a dire però che io l'ho cercato, quindi la verità, perché Malan Uffiarda chi all'albergo, al ristorante alla posta, no, lo fa in buon per da buon, io non vuoi dire che le mie femmine non fa bene di mangiare il dindi, ma come che lo fa in Romans, no, è speciale, no, è eccezionale, d'accordo. Un tacchino doc. Un tacchino doc sicuro. Io adesso in devante, se così plan plan caviodi, qualche fiorute, qualche fantacine la seso che corpo, qualche nono. Oh no, aspetta, un momento in nome che che fruttine piccinine che ha. Senti, come ti chiami? Lisa. Lisa? Sì. Da dove vieni tu? Da Ronchi. Da Ronchi? Sì. Orpo, chi ti ha portato qua? Il papà e la mamma. Sai che festa è oggi tu qua? Sì. Che festa è? San Elisabetta. Elisabetta, bravissima, ma io ne frutte già preparate, a manco le sappa c'è che i miei di casa, è già bene insomma per un fruttino. Signore, se non da pesca, cos'è sa curiosare, io così ho chiappi l'occasione, di dove vengiso? Di Romans sei, nativa di Romans. Nata a Romans. Che sei drette. Sì, ne so di San Romans. Ecco, di Romans, sei di chi? Sì, di planta di Romans. Sì, ma voi non ho mai arrivato ora a capire quanto lei o perché che è stata abbinata a queste feste è il dindiat. Perché prima è stata una festa, qua hai letto all'inizio, un martiat che è stato lasciato di Francesco I, no? Di Austria, ma non hai mai capito il perché di questo abbinamento al dindiat. Non saprei sapere. Forse in questa savena. No, sono cunini, sono giallini, non hai capito bene perché. Però la tradizione è stata sempre di mangiare il dindiat. Che dì? Signora che mi stai drette? Ecco, o volevi come dire? Fasi quel dindiati, mai? Come no? E allora io sapessimo che lo fa sono di Romans. Mira, alla tocca, Signora che vieni qua. Tutti gli droghi che hai dall'orto, un po' di tutto. Aromi, erbe. Aromi, tu c'è i profumi dall'orto, salvia, ora, rosmarin, vin blanc, seva, un po' per sorte. Sì, della seva. Cipolla. Seva, vedi, saveno o seva, stanno rivenga d'ora, capito? La sivola, signore. Va bene. Dopo c'è molto fasi, e signore, culai. Culai io lo dispresi, lo rosoli ben
E dopo plan ci metti un po' di vin blanc dentro, lo fai bene, che lo vedi insomma arrosto. Ultime domande prima di passare le linee a Simonetta Antimomentenko. Pensi che siedi Antimo, dopo venire passare le linee in studio, ma pensi che siedi Antimo a Tora qui? Ho veduto un dindi di 26 kg, premi che la vendi stanno, ma per mangiare un dindi, no, vuol dire c'è chilos val ben. Dipende dopo, volt, 10, 4. Dipende da... No, hai capito, ma quanto è buono di fare? Ah, i dindi si hanno di 4 kg. I dindis? I dindias devono essere un po' più grandi. 4 kg? I dindis sono più buoni, ho ben saputo un po'. Simonetta, io ti passi le linee, se no mi vengono subite... Dario... mi viene subito di mangiare un dindi, ma ho un po' d'ore. Le linee a te, Simonetta, se tu riesci a Dario, sono qui, sono ancora qui in mezzo alla gente, come d'altronde sei anche tu. E cosa vorrei fare? A questo punto io vorrei fare una mia considerazione. Mi pare che questa festa stia andando bene. Voglio anche dire che le persone qui intorno sono un po' ritrose, cioè non vogliono parlare molto volentieri con noi. Infatti, avete visto, abbiamo cercato un po' di coinvolgerli, ma non so, sembra che abbiano paura così della telecamera, un po' uno shock da telecamera, e quindi forse non riesco quest'oggi a entrare nel vivo vero e proprio della festa, in questo senso. Comunque la gente c'è, ce n'è molta anche, mi pare anche che nonostante quello che dicano questi commercianti, se così li possiamo chiamare, comunque questi venditori ambulanti, vada notevolmente bene e comunque continuino a vendere, che comunque vada, quindi sono un po' scettici, io non lo sarei poi così tanto. Va bene, allora, dopo queste mie considerazioni, io sono qui, quindi se volete prenderle per questo, per quanto vi dico, altrimenti io vi invito a venire di persona qui a Romans di Sonzo a verificare, è un invito formale, allora venite se non ci credete. Comunque colgo brevissimamente, perché mi dicono di dare la linea, colgo brevissimamente l'occasione per ricordare ancora una volta il gioco dei bambini, cioè il tema di questa settimana è la filastrocca più bella, questo è il tema del vostro componimento scritto e dovete inviarlo a Aria di Festa, casella postale 137 33 100 Udine. Magari dopo lo ricorderemo in finale per il gioco dei più piccoli. A questo punto devo chiudere, quindi devo cedere la linea a Paolo Cautero, che è in studio, se mi sente, o comunque mi pare ci sia la pubblicità, quindi la linea allo studio. Grazie. Siamo di nuovo in diretta da Romans di Sonzo per la fiera mercato di Santa Elisabetta e per la chiusura del gioco dei pronostici Pitton. E finalmente, lo posso dire ad alta voce, abbiamo un vincitore. Il vincitore infatti di questo gioco, che ha così azzeccato il risultato, il pronostico di 2-1 in favore dell'Udinese, finalmente poi possiamo dirlo, questo Udinese ha vinto, in fondo siamo anche tutti un po' contenti. Cosa ne dice lei? Certo. Sono contento io per l'Udinese e per me che ho vinto. Immagino. Allora, il signor Bruno aveva proprio detto che l'Udinese avrebbe vinto 2-1 e così è stato. Il signor Bruno, diciamo allora anche il cognome, visto che ormai ha vinto. Sclaunik Bruno, di Villesse. Ecco, allora per lei noi abbiamo preparato il buono, che poi lei andrà naturalmente un buono per il ritiro del premio Pitton, si recherà a Trefriuli, comunque dopo le diranno tutto quello che dovrà fare, lasciare giù nome, cognome, indirizzo, tutte queste cose. Ma voglio anche salutare gli altri partecipanti. Il signor, prego, mi dica. Ringrazio Pitton e Telefriuli di questa occasione che mi ha dato per fare così una festa insieme. Grazie a lei, visto che le abbiamo anche portato via un po' di tempo così. Allora, io vorrei salutare anche il signor Giovanni. Signor Giovanni, venga qui vicino a me. Allora, lei non ha vinto, ma comunque è andata bene lo stesso. L'Udinese ha vinto io, sono interessante che ha vinto l'Udinese. Ha sentito, ci sono delle notizie interessanti, si pensa che... Buone, se c'entra i buoni perti va bene senz'altro. Va bene, allora, grazie anche a lei per averci seguito, purtroppo non ha vinto, ma comunque sarà per un'altra volta. Interessante che ha vinto l'Udinese. Ecco, benissimo. Io a questo punto concludo, il signor Bruno può stare vicino a me, visto che lei è il vincitore. Purtroppo abbiamo tanto parlato di questo premio,
ma non siamo riusciti a vederlo neanche questa settimana. Soltanto il signor Bruno riuscirà a scoprire questo fantomatico orologio. È un orologio, io glielo posso già anticipare. Va bene, sì, vedrò perché non so neanch'io che orologio è, vedremo. Va bene, allora grazie al signor Bruno, grazie a tutti i partecipanti che si sono un po' dispersi e comunque grazie anche a voi che ci avete seguito e anche a Pito naturalmente che ci dà la possibilità di questo gioco simpatico, cioè il gioco del pronostico. A questo punto devo dare la parola a Dario che è all'interno, è entrato in una casa carina, comunque ve lo spiegherà lui. Dario, mi senti? Sì, ti sento proprio, noi siamo già sentati, siamo già poi stati al dot di un bel sottoparti qui che grazie a queste ore che non sarà anche conceduto per un momento, dunque noi abbiamo l'occasione di stare sempre telus, tal sorelli, in così sotto slampa di qui, not al scuro di Fur, naturalmente ricordo che Fur le fieste continue sempre. O se io vengo anticipato momentaneo anche chi snestri incontri, perché ho sto aspettando magari le conferenze stampe, ho sempre aspettando qualche segnale dall'Udinese, avete già capito, perché sia agosto sapete che va a finire questa situazione delle nostre squadre furlane. E chi ho già naturalmente due ospiti che ho il piacere di presentare uno è l'amico di sempre, il storico Gino Di Caporiaco, che lui tiene ogni settimana a contare aneddoti particolari, le storie furlane, dal disegno che magari sono inerenti anche a giornate o al momento, al paese che si chiama. E dopo hai il piacere di avere con me Carlo Del Torre, che lo saluto e lo ringrazio di sei vigneus. Allora, Carlo, io ti do il microfono. Perceveno chiamato Carlo Del Torre. Carlo Del Torre è un parente di Giuseppe Ferdinando Del Torre, un personaggio, un lavoro conosciuto in Friul, dal 1970. Cioè... È nato dal 1915 sì. È attaccato a scrivere questo libro, il contadinello, dal 1955 per 40 anni. Ed è uno dei pochi libri lunari che hanno fatto che è stato pubblicato per così un lavoro di tempo così lungo. Perché ci sono stati altri che sono stati pubblicati per 2 anni, 3 anni, che è arrivata a pubblicarlo per 40 anni, appunto, dal 55 fino al 1995. Poi capite, dice che chi era un strolig, no? Ma puoi chiamarlo sì, più che altro era che il Giuseppe Ferdinando, che è zio Peppi, come lo chiamava così in famiglia, era convinto che l'ignoranza da in portava nome sclavitù e miserie. E allora ha siruto di istruire la int dei contadini, sono ridotti i contadini e gli artigiani dal suo paese, con quel libro lì, insegnandoci tutto, economie domestiche, le maniere migliori per lavorare ai champs, tutto che tornava utile per il o sai che era un dai disegni dai più venduti dal periodo, era un libro che funzionava un'evore. Funzionava un'evore, sì, funzionava a vonda. E oltretutto era anzi un di che aveva sempre, era costante la pubblicazione, non era di un anno dopo noi, continuava per un'evore di tempo, insomma, per 40 anni appunto. Ecco, il contadinello, dunque è una roba nascuta proprio da chi ha Romans di Sonso. Dice che si vede il Romans di Sonso alle Furlan proprio, no? Sì. Ecco, come che all'era anche Ferdinando Del Torre. Io passerei un momento le paraule e passerei anche il microfono. Dario, scusa? Sì. Ecco, mi spiace doverti interrompere perché come anche la regia senz'altro